Cesare arriva da San Salvatore. Intanto di queste parole del Papa c'è stato un passaggio legato alla famiglia, ai nonni. Che rapporto vivi con loro? Ma il rapporto con i miei nonni sicuramente è molto stretto, come penso ognuno di noi, perché i nonni sono un simbolo della famiglia, un punto chiave, perché senza di loro tutta la famiglia poi non avrebbe avuto seguito. Inoltre sono sempre le persone giuste a cui chiedere un consiglio, anche data la grande esperienza. Il pellegrinaggio sta per terminare, che cosa ti porti a casa da questi giorni? Ma una marea di emozioni e tanti insegnamenti su come vivere la vita al meglio. Siamo con un gruppo di ragazzi cresimati che arriva dalla zona pastorale di Levi Camposasco. C'è una portavoce, ti chiami? Emi, Emi. Intanto le impressioni di questo viaggio. penso che sia stata un'esperienza molto divertente e al contempo costruttiva. Ho conosciuto nuove persone e quindi ho fatto nuove amicizie e mi è piaciuta veramente molto visitare Roma e il Vaticano, e oggi l'incontro con il Papa è stato fantastico. Ha trattato argomenti che a me hanno toccato molto, in particolare ha parlato dei nonni. Con loro ho un rapporto speciale perché sono i miei vicini di casa, quindi ci vado molto spesso, li considero i miei secondi genitori e quindi se mi stanno guardando li saluto. Io adoro i miei nonni, però ne ho soltanto due e vado spesso a trovarli e ho buoni rapporti con loro. E tu? Io sì, ho buoni rapporti anche perché ce li ho anche come vicini, quindi sono vicini a me e li vado sempre a trovare. Ci sono anche dei ragazzi, grazie, che arrivano da Sestri Levante. Allora, qualche impressione da parte vostra? Una bella esperienza sicuramente, mi porto a cuore i miei nuovi amici e sicuramente l'aver visto il Papa per la prima volta, che è sempre un'emozione.